Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Allevamenti estensivi come Ordine dei Veterinari della provincia di Udine, cosa richiedete alla Regione? Assieme agli allevatori, assieme a quelli che saranno interessati a intraprendere questo tipo di attività, chiediamo interessamento e soprattutto chiarezza. Se questo progetto che noi presenteremo è condiviso, si lavori tutti assieme, si individuino le aree nelle quali si possono svolgere queste attività e quindi si vada avanti. Qualora questo progetto non interessasse, sarebbe bene che tutti fossero chiari nel dirlo. Devo dire che da parte della politica abbiamo trovato un interessamento, oggi ci sarà anche il consigliere regionale Vittorino Boem, il quale si è dimostrato interessato e adesso vedremo di riuscire ad andare avanti con questo tipo di attività che, oltre a dare delle opportunità di lavoro, è anche uno strumento per mantenere il territorio, per fare in modo che aree marginali non si spopolino e per salvaguardare anche tutta la sicurezza nostra. È meglio investire ora anziché andare a riparare domani i danni che tutti i giorni accadono nel nostro territorio. Quali sono le differenze fra l'allevamento estensivo e le altre tipologie? Sicuramente la produttività, c'è una produttività minore, quindi di questo bisogna tenere presente anche nel momento in cui si inizia questo tipo di attività imprenditoriale. Al tempo stesso si garantisce di più il benessere animale, è un altro nuovo modo anche per ottenere una qualità diversa dei prodotti. Non parlo dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista della qualità, perché la sanità dei nostri prodotti è comunque garantita dai servizi veterinari e il recupero, come dicevo prima, di queste aree marginali permette anche di immettere e allevare specie animali che in quell'ambiente possono vivere bene e quindi io direi che le opportunità ci sono e i risultati penso ci saranno anche. A Gorizia gli inquilini non pagheranno la Tasi, che sarà applicata solamente sulle prime case con il 2 per 1000 e una detrazione di 80 euro. Lo ha deciso la Giunta Romoli nell'elaborazione della manovra tributaria imposta dallo Stato. Il sindaco, insieme agli assessori alle finanze, Guido Petarin, e all'ambiente, Francesco Del Sordi, alla dirigente del settore, Anna Maria Cisinta, ha presentato il piano delle imposte, la IUC, imposta unica comunale, che comprende la Tasi, appunto, l'IMU e la Tari, ovvero la tariffa sui rifiuti. Il governo ha chiesto ai comuni di applicare una nuova tassa, la Tasi, appunto, come contributo di solidarietà che per Gorizia ammonta a 3.677.000 euro, ha spiegato il sindaco Romoli, una cifra molto alta che recupereremo in parte con la Tasi sulle prime abitazioni. Per quanto riguarda la seconda imposta, l'IMU rimarrà invariata, ovvero sarà applicata come nel 2013 solamente sulle seconde case e sulle strutture commerciali al 7,6 per 1000. Particolarmente importante la tariffa sui rifiuti, la Tari, che quest'anno scenderà del 3,2% per le utenze domestiche e del 2% per le utenze commerciali e industriali. Ciò grazie a un piano di risparmi che ha permesso di ridurre le spese, conclude Romoli, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, consentendo l'abbassamento della bolletta per i goriziani.
Com'è cambiata la contrattualistica per quanto concerne il mondo del lavoro, dunque la tendenza ad andare sempre di più verso un lavoro precario? La contrattualistica è cambiata notevolmente negli ultimi anni. Questo cambiamento è iniziato dall'emanazione del decreto legislativo 276 del 2003 e poi ha avuto un'evoluzione sempre più vertiginosa negli ultimi anni, dal 2012 con la riforma del ministro Fornero, per poi passare all'anno scorso a un'ennesima riforma o modifica del ministro Giovannini e in ultima istanza quest'anno con il decreto legge 34 emanato dal governo Renzi. Le ultime modifiche intervenute, quelle che hanno riguardato il contratto a tempo determinato, eliminando totalmente queste causali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che legavano l'imprenditore a questa contrattualistica, di fatto liberalizzando totalmente questo mercato, se non in un limite percentuale e numerico, e nella modifica che è intervenuta nel contratto di apprendistato che nonostante aver leggermente semplificato l'aspetto diciamo burocratico relativo al piano formativo, ha di fatto liberalizzato ulteriormente la stipula di questo contratto, eliminando le clausole di stabilizzazione precedentemente previste dalla legge 92 del ministro Fornero. Da un'analisi, con tutta probabilità questo decreto non creerà a mio parere ulteriore disoccupazione, ma nemmeno aiuterà l'occupazione, perché la manovra è stata così tecnica che andrà a incidere solamente su aspetti meramente contrattuali e probabilmente non sarà sufficiente a creare nuova occupazione. La necessità che abbiamo non è più di emanare decreti sul lavoro, ma decreti per il lavoro che aumentino la produttività e aumentino lo sviluppo delle nostre imprese. È un'assise importante quella che si tiene qui a Udine in regione per l'AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E al di là delle novità, quello che è importante per l'associazione è la Carta dei diritti delle persone con la SM, appunto con la sclerosi multipla. Questa Carta dei diritti adesso l'abbiamo fatta firmare al Ministro della Sanità a Roma l'altro giorno e oggi speriamo che ce lo firmi anche le autorità qui della Penso che lo facciano. Sì. Questo per dire che l'associazione di essere vicini, insomma, che siano vicini all'associazione, perché sono 30 anni, 40 anni più che lavoriamo. Dalla Carta dei diritti leggiamo anche il diritto all'informazione. Ecco, che cosa c'è da dover sapere ancora di più su questa malattia? Beh, parlando di diritto all'informazione, parlando di ricerca scientifica, sappiamo molto bene cosa significa fare un'informazione scorretta sulla ricerca scientifica. E avere accesso a una ricerca rigorosa significa avere accesso anche a un'informazione rigorosa, quindi che chi fa ricerca scientifica comunichi sulla ricerca in maniera appropriata e chi invece fa comunicazione si limiti a riportare quanto i risultati della ricerca rigorosa ha prodotto e non altre informazioni scorrette che possono portare a scelte sbagliate sui trattamenti e la qualità della vita delle persone. La ricerca ha fatto tanto negli ultimi 10 anni, ha fatto tanto soprattutto per quanto riguarda le forme infiammatorie. La prossima sfida è quella sulle forme progressive. Noi abbiamo lanciato un progetto internazionale in cui tutti i ricercatori lavoreranno alla scoperta di nuove terapie per le forme progressive. Un messaggio molto importante è che la riabilitazione sta assumendo sia cognitiva che motoria un'importanza fondamentale, perché ha un impatto sull'attività di malattia, quindi la persona stessa con sclerosi multipla può partecipare al miglioramento della sua qualità di vita e a curare la malattia. Organizzato dalla provincia di Gorizia, mercoledì 4 giugno dalle 16 alle 18 a Palazzo Atems, Piazza De Amicis a Gorizia, si terrà un workshop pubblico di promozione della mobilità sostenibile nell'Isontino, intesa come modalità privilegiata di fruizione del territorio. L'incontro vuole riassumere i vari progetti in cui, grazie ai partenariati internazionali, la provincia è coinvolta sui temi della mobilità, dei trasporti e dell'intermodalità. Come Interbike, che grazie a vari finanziamenti europei e nazionali coinvolge ben 23 partner impegnati a sviluppare una rete ciclistica sul territorio tra Italia e Slovenia, attraverso tracciati ciclistici collegati alle strade locali. E come il progetto Poli 5, in cui la provincia di Gorizia ha il compito di valutare l'impatto e il potenziale attraversamento di una grande infrastruttura in un'area caratterizzata da relazioni transfrontaliere e da un marcato policentrismo, cercando di individuare soluzioni e linee guida per una modalità sostenibile.
Soluzioni che potrebbero concretizzarsi con il noleggio di auto e biciclette, preferibilmente elettriche, l'utilizzo comune dell'auto privata, l'ottimizzazione del trasporto pubblico, l'incentivazione di trasporto collettivo turistico e l'incremento dell'uso della bici. La pallacanestro non è solamente un gioco, è principalmente un gioco fatto dai giovani soprattutto, ma anche dai professionisti, ma anche aggiornamento per coloro i quali devono gestire appunto i gruppi, e nella gestione ci sono anche questi incontri come quello di questa mattina a Udine. Ma certamente è fondamentale l'aggiornamento di tutti e diventa veramente importante riuscire a confrontarsi, a parlare, a condividere o meno alcune idee. Al di là della gestione appunto tecnica della partita, degli allenamenti e quant'altro, adesso nei tempi moderni c'è anche la gestione del ragazzo, parliamo appunto dei ragazzi che sappiamo nell'era moderna forse hanno un po' meno voglia, hanno il computer, hanno tutte queste cose. La cosa fondamentale per allenare è capire chi si sta allenando e chi siamo noi. Chi si sta allenando significa l'atleta che sta di fronte a noi, l'uomo che sta di fronte a noi, sia nella parte razionale che nella parte emotiva. Quindi riuscire a parlare con quel soggetto che certamente è diverso da un altro soggetto. Questo logicamente diventa determinante perché noi non alleniamo ad un computer ma alleniamo una persona, la persona vista appunto a 360 gradi. Ma io penso che la bravura dei nostri allenatori sia trovare la chiave giusta per aprire questa porta e per cercare di aprire la porta del loro cuore, cioè per avere grande passione anche in loro. I genitori, le famiglie dove la mettiamo? Io credo che il connubio famiglia, allenatori, società sportiva possa permettere ai ragazzi di crescere ancora meglio, però bisogna assolutamente lavorare sul rispetto dei ruoli. Io devo rispettare il ruolo del genitore e il genitore deve rispettare il ruolo di me allenatore. Se si sostituiscono i ruoli e quindi il genitore inizia a fare l'allenatore, allora si possono creare delle confusioni che non sono adatte. È come quando il papà decide di fare l'amico del figlio. Essere amico del figlio è una parte del ruolo del padre, ma non è la parte del ruolo del padre. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.